Oggi ho denunciato alla Commissione europea la pratica dell'uccellagione che ancora viene fatta in Italia, in particolare in Veneto e in Lombardia. La cattura di piccoli uccelli migratori destinati poi ad essere utilizzati come richiami vivi nella caccia. Oggi non ha più senso continuare a catturare questi piccoli uccelli migratori. Siamo in un'epoca moderna dove abbiamo distrutto il territorio, dove abbiamo massacrato l'ambiente e quindi la fauna selvatica è ridotta ai minimi termini. Le popolazioni preistoriche vivevano di caccia, ma oggi viviamo in tempi moderni dove non c'è più bisogno di cacciare, di uccidere e di sparare agli animali. Ecco perché barbarie come l'uccellagione non ce le possiamo più permettere. Gli uccelli sono un patrimonio transnazionale, si muovono da Stato a Stato e l'Unione Europea li ha voluti proteggere con questa direttiva nata nel 1979. Questa direttiva prevede tra i mezzi di cattura vietati proprio le reti da uccellagione che adesso la Regione e le province stanno autorizzando nei roccoli e nelle prodine per catturare gli uccelli migratori. Le autorizzazioni di apertura di roccoli e prodine da parte delle province e della Regione sono atti che contrastano con le norme dell'Unione Europea, con la direttiva uccelli. Chiamare l'uso delle reti da uccellagione deroghe è un falso, perché ormai questo utilizzo viene fatto da più di 10 anni, costantemente, e non vengono trovate le alternative che la direttiva uccelli chiede. Quindi non bisogna assolutamente attuare queste deroghe perché non sono necessarie, basterebbe eliminare la caccia con l'utilizzo dei richiami vivi e l'uccellagione sarebbe finita. Queste autorizzazioni che consentono la caccia di questi piccoli uccelli non sono le uniche perché poi abbiamo la caccia in deroga nelle aree protette dei cinghiali, vogliono cacciare i cervi nella foresta del Cansiglio, vogliono cacciare per tutto il periodo dell'anno le volpi, le cornacchie, come già molte province stanno facendo. Questo utilizzo fraudolento di mezzi vietati dall'Unione Europea va a sconvolgere anche l'equilibrio fra le specie, danneggiando la fauna in generale, ma in particolare gli uccelli migratori. Ed è per questo che l'Unione Europea, con la direttiva uccelli, vieta tassativamente l'utilizzo delle reti da uccellagione, come del vischio e delle trappole. E questi impianti di cattura che utilizzano in deroga un mezzo vietato, che vengono autorizzati dalle province del Veneto, sono a carico dei contribuenti perché vengono spesati con fondi pubblici. Sono funzionanti grazie a centinaia di addetti, a centinaia di guardie a livello regionale, ma va anche detto che questa è un'attività che non funziona solo in Veneto, ma viene esercitata anche in Emilia-Romagna, in particolare in Lombardia e in Toscana. Ma la cosa peggiore è il maltrattamento al quale questi uccelli vengono sottoposti. Uccelli abituati a vivere e a attraversare continenti poi vengono catturati e messi in piccole gabbiette. Il primo impatto con l'uomo è quello peggiore. Vengono catturati e molti di essi muoiono da stress perché non sono abituati a essere manipolati e a vedere l'uomo da vicino. Quindi abbiamo una mortalità altissima delle prime ore. Un'altra mortalità l'abbiamo nei giorni successivi perché sono uccelli abituati a mangiare bacche, insetti, semi e si ritrovano invece a dover e poter mangiare solo del mangime sintetico, molti dei quali non lo accettano e molti dei quali moriranno proprio per mancanza di alimentazione. Ma il maltrattamento non finisce qui perché questi uccelli verranno rinchiusi a vita in piccole gabbiette all'interno delle quali non potranno mai più nemmeno aprire le ali. Poi i cacciatori, per farli cantare, li sottopongono alla cosiddetta chiusa. Vengono tenuti per mesi in estate con pochissima luce, pochissimo cibo. Gli vengono addirittura strappate le penne del corpo, della coda e delle ali. Il tutto per sfasare loro il ciclo biologico e farli cantare in pieno inverno quello che normalmente loro emettono in primavera. Naturalmente con il tempo diventano praticamente delle larve, perdono il piumaggio
hanno delle ferite che si autoprocurano cercando di scappare da queste piccole gabbiette e poi hanno un deperimento fisico tale che se liberati non riescono più a volare. Ma il grosso problema di questi roccoli è che vengono catturate tutte le specie, perché le reti non sono un mezzo selettivo e pertanto ogni uccello che vi arriva a tiro si impiglia e non ne esce più. Gli uccelli che dovrebbero essere catturati sono i tordi, le cesene, l'allodola, i merli. In realtà ci sono molti altri uccelli che vengono imprigionati, che sono i picchi, sono i falchi, sono i fringillidi, i verdoni e molte altre specie protette e a volte anche super protette. Spetta solo all'onestà del roccolatore liberare questi uccelli. Spesso ciò non accade perché nel mercato nero possono valere decine se non centinaia di euro e pertanto questi spesso vengono inanellati con dei sigilli falsificati e vengono immessi nel mercato come uccelli detenuti regolarmente. E questo comporta un giro molto lucrativo perché questi animali costano parecchi soldi e quando poi capita che la forestale va a controllare questi roccoli ne nascono dei procedimenti penali, come è accaduto a Vicenza dove ci sono state delle condanne e come sta accadendo attualmente a Treviso dove a dicembre ci sarà finalmente un processo nei confronti di roccolatori ma addirittura anche di ex dipendenti della provincia che avevano creato un'associazione tale per catturare questi uccelli e poi svenderli e crearne profitto illegalmente. Dobbiamo finalmente farla finita con queste pratiche medievali, con queste pratiche barbare. La gente ormai è stanca di queste violazioni, rischiamo di pagare delle sanzioni all'Europa e in più condanniamo un patrimonio importante come quello della fauna selvatica solo per degli interessi di una minoranza distruttiva come quella dei cacciatori. Ecco perché ho chiesto alla Commissione europea e ho chiesto al commissario all'ambiente Potočnik di intervenire presto. Occorre quindi mobilitarsi, bisogna aderire alle associazioni di volontariato ambientaliste e animaliste che combattono la caccia, combattono l'ucellagione, far valere le nostre ragioni di tutela della fauna, della biodiversità, degli animali, sottoscrivendo tutte le petizioni attualmente in atto, partecipando a tutte le manifestazioni a carattere provinciale e regionale.